piccolo regalo a Don Franco e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni. Quindi ti vogliamo... Possiamo dire va in pensione, ma sarà penso sempre in mezzo a noi, e lascia un po' il testimone a Don Andrea Buffoli. Sì, con Don Franco c'è un'amicizia da tanti anni, fino ai tempi del seminario. Quando il Vescovo ci ha chiesto di lavorare insieme è venuto abbastanza naturale farlo, sapendo che poi pian piano Don Franco sarebbe stato, appunto, avrebbe lasciato il testimone a me, e direi che oggi è il giorno di ricordarlo e di rendergli grazie per tutto il servizio che ha fatto. Il Vescovo ha accennato all'attuazione del Concilio Vaticano II e nella Chiesa questo è stato decisivo, tante volte sofferto, come ha ricordato il Vescovo. Lui si è fatto portatore di questo e io spero di poter fare come lui, certamente, ma come mi dice sempre lui, fai meglio, però spero di fare almeno come lui, con la sua stessa dedizione e il suo stesso amore per la liturgia. Ha iniziato con Monsignor Maverna. Con Monsignor Maverna, direi con Marchesani anche, perché ci portava già al concilio, ci faceva vivere almeno 15 giorni a Roma con lui per respirare l'aria conciliare. Poi da sacerdote ordinato nel 60 sono andato viceparroco a Santa Margherita Ligure, dove mi sono fatto a contatto con la realtà e mi è servita molto la vita pastorale. E poi mi sono dedicato, quando i vescovi mi hanno detto, a un approfondimento, lo studio, percorsi ricevuti e offerti per quanto mi è stato possibile. Ecco, stare vicino a diversi vescovi, come ha fatto, come si fa? Ma sono diversi, ma un unicum. Si cresce nella condivisione, nella comunione a servizio della Chiesa dei Fratelli. Non sono fatti con lo stampino, ma guidati dallo Spirito, e c'è una ricchezza che si acquista e si cerca poi di condividere e di partecipare.